Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia e pioniere del movimento ambientalista, si è spento a Roma sabato 1° marzo. Le testimonianze di chi lo ha conosciuto rendono omaggio alla sua figura straordinaria. Hanno voluto ricordarlo proprio nella sede del Parco del Delta del Po Veneto Eddie Boschetti, responsabile WWF per la provincia di Rovigo, e Cristiano Corazzari, assessore all'ambiente della Regione Veneto. Fulco Pratesi, uno dei padri dell'ambientalismo italiano, che ha fondato insieme al WWF tante altre associazioni come la LIPU per esempio, quindi sicuramente se ne va una figura emblematica e mi piace ricordandolo, che l'ultimo posto dove ho avuto il piacere di accompagnarlo è stata la pineta di Fornaci, per cui oggi insomma mi sembra quasi ancora maggiore questa responsabilità. Ha fatto veramente molto per la salvaguardia. Io mi ricordo che da bambino alle scuole medie leggevo Conoscere la natura d'Italia di Fulco Pratesi, fu la mia prima enciclopedia e mi fece innamorare della natura e degli animali. Quindi penso che anche da un punto di vista formativo, didattico, nei confronti dei ragazzi, e le nuove generazioni oggi sono molto più avanti di noi su questi temi qua, sia importante il messaggio che oggi diamo e per me va riconosciuto il ruolo che ha avuto una figura come quella di Fulco Pratesi.